della rassegna Le Stelle del Rock, una rassegna che attraverso 3 incontri con importanti autori ci proietterà all'interno del magico mondo della musica, in particolar modo del rock. Questa sera abbiamo la Bibbia vivente del rock. Non so fino a quando. Non so fino a quando, no, credo abbastanza bene. Abbiamo il piacere e l'onore di avere Massimo Cotto, giornalista, DJ. La tua vita è stata nella musica da sempre, fin da bambino, insomma. Ti conoscono tutti sicuramente per Virgin Radio, perché sei una delle voci più importanti del panorama musicale nazionale e internazionale. E a parte essere la Bibbia italiana del rock, stasera vieni a presentarci, ed è un grande piacere, per la prima volta in Italia il libro che è uscito oggi, che è Rock Bazaar, volume secondo, 425 nuove storie di rock, che fa pari a quello che è stato il primo volume, che ha avuto 5 tirature, un dato alla stragrande, e che chiude praticamente un ciclo di 1000 storie di rock che tu hai raccontato in questi anni attraverso le tue inchieste, i tuoi programmi, e in qualche modo introduci lo spettatore in quello che è un mondo ricco di storie, ma soprattutto di leggende, se vogliamo. Sì, buonasera intanto. Ma forse conviene che io racconti come premessa come io mi sono avvicinato al rock, perché questo spiega molto di quello che ho fatto e del mio cammino. Io ero all'epoca una promessa del basket, come si definiva, avevo 16 anni ed ero in macchina, stavo andando all'allenamento e sento che c'è un DJ che parla e che dice delle cose che io non riesco a capire. Parla di vetri di porte a vetri che si aprono e che sbattono, c'era un vestito di Mary che svolazzava, queste 2 corsie ti porteranno ovunque, delle frasi buttate lì a un certo punto, tutta la redenzione che ti posso offrire è sotto lo sporco cofano di questa macchina. Parlava dei fantasmi negli occhi di tutti gli uomini che tu hai respinto, e io sono rimasto assolutamente sconcertato. Poi è partita l'armonica di Thunder Road, che è la canzone di Springsteen, che io dico sempre non so se mi ha salvato la vita, però in qualche modo me l'ha condizionata, e da quel momento io ho smesso di interessarmi alla pallacanestro, sono andato a bussare alle porte di una radio privata e ho cominciato a fare questo lavoro. Questo per dire che è molto curioso, io sono una delle poche persone che ha accolto il rock non attraverso il ritmo, non attraverso la melodia, non attraverso la musica, ma attraverso la parola. E questa è la cosa che ancora adesso mi affascina tantissimo, la parola raccontata, la parola dal palcoscenico, la parola in radio, perché da qualche parte si dice che la parola muore non appena viene pronunciata, e invece è vero il contrario, perché uno parla e questa cosa che viene detta viene assorbita in modo diverso da ognuno di voi e in qualche modo viene poi riportata, ed è in quel momento che comincia a vivere. E allora mi sono reso conto che quello che per noi è assolutamente normale, io ho 53 anni e quindi do per scontato magari molte cose che hanno a che vedere con la musica rock storica, quelle degli anni 60, quelle degli anni 70, i ragazzi di oggi invece magari la conoscono poco. E allora è nato questo programma che si chiama, come il libro, che si chiama Rock Bazaar, e a un certo punto gli ascoltatori hanno cominciato a dire ma perché non lo pubblichi sul libro? Il primo è andato bene, quindi ne abbiamo fatto anche un secondo. E questo, come dico sempre, come sa anche lui, questo è un libro non da comodino, ma un po' un libro d'accesso, perché ogni storia dura quel tempo lì, poi ognuno ci mette di più o di meno a seconda di quello che è il suo movimento, ma cioè ogni storia è un po', spero che non voglia dire che il libro fa cagare, ma ogni storia è comunque un momento. Assolutamente sì. Spaziando all'interno delle varie storie, salti da Elvis che compra un gorilla o che spara addirittura per divertimento, quel letto in fiamme di Keith Richards, la katana finta di Eric Clapton ubriaco fuori da un balcone, John Lennon che suona per strada con uno sconosciuto, Johnny Cash salvato da uno sceriffo, David Bowie scambiato per Elton John, cioè di preciso queste robe qui. Come ci arrivi? Ma è perché, come dicevo prima, sono vecchio e sono nato in un momento in cui non esisteva ancora internet, quindi le bufale erano facilmente controllabili.
Le fonti sono le biografie ufficiali degli artisti, quindi passo notte e giorno a leggere, e poi tutto quel materiale cartaceo che io amo essere un grande archivista, nel senso che poi mi piace proprio anche l'odore della carta. Io appartengo anche a una generazione che quando dovevi intervistare qualcuno stava una settimana con lui prima di pubblicare l'intervista. Oggi se devi intervistare l'ultimo degli sfigati che esce da un talent, c'è tanto si danno una telefonica. Tu dovevi intervistare Mick Jagger, stavi 4 giorni con lui, poi se non veniva fuori niente forse era meglio che cambiassi mestiere, però quindi venivano fuori tantissime storie che non sempre poi trovavano posto sul giornale dove scrivevi oppure nella radio per la quale trasmettevi, perché poi il tempo è sempre limitato. Quindi era un momento, come dico sempre, magico, forse irripetibile. Faccio anche attenzione a specificare che molte di queste storie sono al confine tra la realtà e leggenda, nel senso che poi è vero che la rock si nutre di mito, ma si nutre anche di mitomani, nel senso che poi per sapere se le storie sono vere o non sono vere. Quando Frank Zappa, che è stato uno dei più grandi di sempre, un giorno chiamò Alice Cooper e gli disse: senti, ma è vera questa storia che tu mentre eri sul palco durante un concerto hai staccato a morsi il collo di un pollo e poi ne hai bevuto sangue? E Alice Cooper ha detto: ma no, cioè assolutamente no. E Frank Zappa ha detto: ma guarda, allora da questo momento in poi qualsiasi cosa ti dicano tu devi fare solo una cosa: non smentire mai. Ed è così che è nata la leggenda di Alice Cooper, che fino a quel momento era un perfetto sconosciuto. È nata con quello che passerà alla storia come The Chicken Incident e che racconta una storia mai accaduta. Assolutamente. Ci sono 2 elementi che sono molto presenti all'interno della tua scrittura e della narrazione, se vogliamo, del libro. Il primo in particolar modo è l'ironia. In realtà è qualcosa che tu anche all'interno del programma stesso radiofonico trasmetti, è un po' un giocare, se vuoi, con le storie in qualche modo, e soprattutto un divertirsi a raccontarle. Questo ne esce fuori, ma soprattutto c'è un elemento che è quello dello scherzo, che è molto presente, cioè non solo sesso, droga, rock and roll, ma soprattutto questa gente è capace di tutto. Ne cito uno in particolar modo, che è Kate Moon, batterista storico degli Who, che al povero Pete Townshend ha fatto qualcosa come inserire un esplosivo nella chitarra prima di My Generation, ha pagato una prostituta per trasmettere lo solo, ha finto una cena di addio costringendo praticamente a mangiare un foglio di carta, un fiore di carta. Ecco, mi piace ragionare con te su questo, cioè quanto c'è più che del giornalista, dell'appassionato, di quello che fin da ragazzino ha fatto le code per vedere i suoi eroi e si diverte, un mondo. Ma sai, Sant'Agostino diceva, così mettiamo dentro la citazione colta ogni tanto, e Sant'Agostino diceva: fortunato è chi desidera ciò che ha. Io non so fare niente nella vita e vi assicuro che se ci fosse mia moglie confermerebbe. L'unica cosa che forse so fare è questa, cioè parlare di musica e vivere di musica. Se Dio non avesse inventato questo lavoro sarebbe stato veramente un dramma per me. Allora, che io non sia felice di farlo, o che non metta passione in tutto quello che faccio, o che non la racconti come se fosse sempre il primo amore, sarei veramente un folle. Molte di queste storie vanno prese anche un po' così, un po' con le pinze. Quando io diventavo giornalista professionista, il mio caporedattore diceva: se hai per le mani una bella storia, non provare a rovinarla con la verità. E lo stesso Pete Townshend o altri ancora dicevano: la verità nel rock and roll non fa notizia. Quindi io provo a maneggiare queste storie, a raccontare, a specificare bene quali sono leggende metropolitane e quali sono vere, ma provo soprattutto anche nell'approccio a tutto quello che faccio a farlo, credo, seriamente, ma senza mai prendermi troppo sul serio. Poi erano anche gli anni in cui potevi fare qualsiasi cosa. Cioè Keith Moon faceva esplodere le stanze d'albergo, buttava la mobilia giù dalla finestra, mangiava fiori, si metteva nudo sul cofano della sua Rolls Royce e si faceva portare in giro per Londra dal suo autista. Al matrimonio fra Mick Jagger e Bianca Jagger si è arrampicato sui muri, arrivando fino al davanzale, completamente nudo, soltanto con un paio di mutande da donna sulla testa come copricapo e con un paio di occhiali dalle orbite di plastica che ballonzolavano avanti e indietro. E Bianca Jagger, che non so se l'avete presente, era di una bellezza
allucinante, meravigliosa, e che era andata a dormire presto perché affaticata dalla gravidanza, perché era incinta di 4 mesi con Mick Jagger, che naturalmente, essendo la notte del loro matrimonio, non era con lei, ma era di sotto a divertirsi con le altre, che apre gli occhi, poi li richiude subito perché dice non credo a quello che sto vedendo. Erano anni in cui tutto ti era concesso, oggi non sarebbe più così. E poi ci sono queste, quindi nei 2 libri ci sono delle battute folgoranti che sono state fatte. A me piace tanto quella di Peter Grant. Peter Grant era il manager dei Led Zeppelin, era monumentale anche nella stazza perché pesava 150 kg, quindi non solo nella bravura, è stato fondamentale proprio per l'evoluzione della band e per il suo successo. Una volta va a una festa e trova Bob Dylan, che per carattere è uno di quelli che va alle feste soltanto quando è l'unico invitato, quindi c'è questo entusiasmo assoluto, lo vede, si avvicina, va da lui e poi gli dice ciao, io mi chiamo Peter Grant e sono il manager delle Zeppelin. E Bob Dylan dice anch'io ho i miei problemi ma non vado in giro a dirlo a tutti. Questa è una cosa bellissima. E un'altra, lo dico perché non fa parte di questo libro, così almeno se per caso decidete o di comprarlo o di rubarlo, perché insomma va bene, l'importante è che lo leggiate. È la storia di Charlie Watts. Posso rubare solo 2 minuti su questa? Perché ha sempre non solo divertito, ma racchiude l'essenza di quello che noi facciamo e di quello che fanno loro. Allora, sono le 5 del mattino, nel 1984, e siamo nella stanza di Charlie Watts. Charlie Watts è il batterista dei Rolling Stones ed è un tipo strano, perché è uno di quelli che non ha minimamente interesse a essere considerato un dio, non è interessato alle groupies, cioè le ragazzine che andavano a letto con te solo perché eri una rockstar, solo perché eri famoso. Nel 72, quando i Rolling Stones andarono ospiti nella villa di Hugh Hefner, il proprietario dei Playboy, negli anni in cui ancora i Playboy c'erano i nudi, non come adesso che ci mettono altre cose, lui era stato l'unico ad aver passato tutto il tempo a giocare ai videogame anziché con le conigliette, quindi è uno di questi tipi un po' strani, non ama mai rispondere alle domande, alle conferenze stampa pretende che nessuno gli rivolga mai la parola. Soltanto una volta, in occasione del tour che festeggiava i 25 anni di carriera degli Stones, un giornalista alzò la mano e disse posso almeno stavolta fare una domanda a Charlie Watts, cioè una. E allora gli fece la domanda più facile del mondo, che era cosa ha significato 25 anni nei Rolling Stones? E Charlie Watts ci pensò un po', poi disse 5 anni di musica e 20 di attese. Perché pensateci, è una cosa che capita anche a tutti noi. Quanto tempo noi perdiamo ad aspettare? Quanto è il tempo che noi impieghiamo ad aspettare di poter fare qualcosa è quello che impieghiamo davvero. Però per un rockstar ancora di più, il tempo delle prove, il tempo del check-in, il tempo dell'albergo, il tempo del volo. Vabbè. Insomma, torniamo ad Amsterdam. Sono le 5 del mattino. Squilla il telefono e quindi lui si stupisce perché dice non essendo abituato a fare questo, era anche uno di quelli che si vestiva sempre molto elegantemente, quindi non come Mick Jagger, come gli altri risponde, ed è Mick Jagger, insieme a Keith Richards, reduci da una notte di eccessi. E Mick Jagger gli dice, ehi, dov'è il mio batterista? Charlie Watts appoggia la cornetta, la mette giù, secondo leggenda va a farsi la doccia, si mette il gel nei capelli, si fa la barba, si dà il dopo barba, si mette lo smoking, lucida le scarpe, indossa le scarpe, raggiunge il 20° piano Mick Jagger nella sua stanza, si avvicina, gli dà un pugno, un cocco terrificante sulla faccia, Mick Jagger vola su un piatto di salmone, per fortuna che Keith Richards lo prende per le gambe e gli impedisce quindi di cadere dalla finestra lasciata aperta al 20° piano, e quando lo guarda con sguardo interrogativo, Charlie Watts dice non mi chiamare mai più il mio batterista, sei tu il mio fottuto cantante del cazzo. Questo per me è importante perché in un mondo in cui i musicisti si considerano delle divinità è importante che ogni tanto arrivi qualcuno a dirti guarda che cioè, non sei proprio come quell'altra storia, ogni tanto capitano di David Bowie che entra dopo aver camminato a lungo a Londra negli anni '80 in un negozio e vede questa signora che strabuzza gli occhi, ma Bowie è abituato, tanto è abituato, a parte che Bowie è uno degli uomini più belli che abbia visto nella mia vita, e anche, ecco conferma, e anche se, come diceva il mio grande amico Giorgio Faletti, a me piace il taglio classico, comunque era veramente una roba straordinaria. E quindi è abituato, però questa signora tira fuori dalla borsetta un foglio di carta e una penna, si avvicina a lui e dice signor Elton, mi farebbe un autografo? E lui dice signora volentieri, poi io non sono Elton John. E la signora dice oh per fortuna, non l'ho mai sopportato Elton John.
Allora, che siano vere o non siano vere, però è un momento di follia in un mondo dove succedono anche delle cose drammatiche, ci sono anche delle cose drammatiche, ma quelle divertenti mi fanno ovviamente più leggerezza. Assolutamente sì, e c'è un elemento, c'è un protagonista, cioè di attori, se vuoi, qui dentro ne possiamo forse considerare 400, però c'è un vero protagonista che non è in carne ed ossa, ma se vogliamo è fatto di mattoni, ed è il Chelsea Hotel, che forse non tutti conoscono. Chi è dentro al mondo rock non può non conoscerlo. È a Manhattan, è a New York, ed è l'hotel che ha ospitato le più grandi leggende del rock e che ha ospitato forse le nottate più improbabili. E tu ne hai scritto uno spettacolo teatrale, ne hai scritto un libro, è molto presente qui dentro. Voglio sapere che cosa, come dire, ti ossessiona del Chelsea Hotel, perché è veramente presentissimo. Intanto dicono che intanto sono in un cinema, tra l'altro bellissimo, quindi vi invidio anche molto, perché quello che c'è nella mia città d'Asti non è così bello. Ma sai, dicono che i registi scrivono sempre lo stesso, cioè girino sempre lo stesso film, gli scrittori sempre lo stesso libro, i musicisti sempre la stessa canzone, cioè ognuno di noi ha effettivamente un'ossessione. Il Chelsea era un albergo dove tutto poteva succedere, l'albergo dove, che ne so, dove Leonard Cohen e Janis Joplin fecero l'amore dopo essersi incontrati casualmente davanti all'ascensore, dove Arthur Clarke scrisse 2001 Odissea nello spazio, che poi Stanley Kubrick avrebbe tradotto in immagini, dove Bob Dylan scrisse tutte le sue canzoni più belle e contemporaneamente faceva l'amore con la sua amante che era Eddie Sedgwick di Andy Warhol, cioè è un mondo dove succedeva qualsiasi cosa ed era un microcosmo. È il luogo dove nella stanza numero 100 Sid Vicious ha accoltellato a morte Nancy, cioè è un luogo che in qualche modo è stato, esattamente come credo sia New York, il deserto e l'apocalisse, il tutto è il centro di tutto. Il tutto è il suo contrario, ma soprattutto era l'emblema di quel mondo magico e meraviglioso. Intanto tutti gli artisti si trovavano lì perché se anche non avevi soldi, il protagonista, che si chiamava Stanley Bard, ti permetteva di vivere lì e poi di pagare eventualmente quando saresti diventato famoso, se questo sarebbe successo. Quindi questo permetteva veramente a tutti di... Quindi non so, non c'è star del rock che non abbia vissuto lì. E chi non avrebbe voluto vivere lì? In un posto dove si diceva che nei seminterrati ci fosse un tunnel sotterraneo che collegava la 23esima alla 24esima strada per scappare in caso di molto probabile retata della polizia. Cioè, noi che ci siamo nutriti di questo mito, che è, nel mio caso, l'America, in primo luogo, 2, New York, 3, il rock, 4, il luogo dove tutto può succedere, perché l'arte è il luogo dove tutto può succedere e c'è davvero un posto dove succede tutto, ma... E poi per una volta abbiamo il lieto fine, perché nel 2011 è stato venduto ai giapponesi, che hanno cercato di trasformarlo in una residence di lusso dove sicuramente si sarebbe respirata ricchezza ma non la magia di un tempo. Ma pochi giorni fa ho letto sul giornale che invece è stato ricomprato da un magnate americano che ha deciso di riportarlo ai fasti di un tempo e quindi insomma, io poi in quel posto ci sono stato, restituirò la storia, anche nella leggenda c'è già, però restituirò la storia sì, perché ogni tanto cado in tentazione ne passo. Sì. E dirò Chelsea Hotel anziché Mattino al fiore in bocca. Esatto. Allora, io intanto con piacere vi passerei anche la parola per eventuali domande, curiosità, qualora ce ne fossero, alzate anche la mano. E non ne fate prima inizia il film, questo lo sapevo. Allora, intanto mentre voi ragionate su qualcosa, un altro tema che è molto presente sarà ricorrente, se vogliamo, anche all'interno della nostra rassegna, perché terminerà poi con un evento su Kurt Cobain, è il Club dei 27. Sì. E quindi parlare di rock senza parlare del Club dei 27 mi sembrerebbe sbagliato. Diciamo che è un club che purtroppo annovera Jim Morrison, Jimi Hendrix, Brian Jones, Janis Joplin, molte J. Per quei pochi che non ne sapessero nulla, diciamo che c'è questa leggenda, che poi forse troppo leggenda non è, che il 27 porti particolarmente sfiga all'interno del mondo del rock,
perché molti sono morti a 27 anni. L'ultima è stata Amy Winehouse, ma è qualcosa come la 35esima, 36esima. Tu hai citato i più famosi, forse aggiungerei che i più famosi anche Robert Johnson, ma ce ne sono infiniti altri. Sì, è una maledizione anche statisticamente probabile, nel senso che quelli erano gli anni in cui insomma, l'eroina faceva effettivamente dei danni, non che non li faccia ora, però adesso diciamo che le rockstar hanno cambiato il tipo di droga e ne scelgono un'altra che è leggermente meno dannosa. Sì, il club dei 27 era appunto formato da persone che sono morte tutte a 27 anni. Il primo in assoluto fu Robert Johnson, che è un personaggio veramente avvolto dalla leggenda. Io anche qui, se posso, solo 3 minuti perché anche questo non diciamo, perché io sono affascinato da queste cose ricorrenti, la follia oppure... Allora, ci sono pochissime notizie biografiche su di lui, però secondo me è abbastanza da ingigantirne il mito. Lui era nato da una relazione occasionale di sua mamma con un uomo, appunto, dopo essere stata lasciata dal marito. Si era sposato giovanissimo, lui aveva 18 anni, lei aveva 16, lei si chiamava Virginia. Rimase subito incinta, ma muore nel momento in cui cerca di mettere al mondo il figlio. E allora Robert Johnson, siamo negli anni 20, in America pensa di impazzire, comincia a vagabondare per le strade del Mississippi e cerca di trasferire il suo dolore, il suo lamento, la sua dannazione nella musica, però non sa suonare la chitarra, cioè non solo non è bravo, proprio non è capace a suonarla. E allora, secondo leggenda, vende l'anima al diavolo. Quindi si siede, ecco perché si dice che il blues è la musica del diavolo, si siede in un crocicchio, un incrocio. C'è tutta una leggenda in America attorno a quelli che loro chiamano crossroads, nel senso che sono i luoghi dove, secondo loro e secondo le tradizioni voodoo, esistono delle divinità che governano l'area. Nel caso specifico a Clarksdale, cioè nel Mississippi, dove si siede appunto Robert Johnson, la divinità si chiama Papa Legba, che scende, prende, quasi strappa la chitarra dalle mani di Robert Johnson, la accorda, gliela restituisce e da quel momento Robert Johnson diventa il più grande bluesman di tutti i tempi, perché suona con delle accordature che non sono riproducibili da nessun altro musicista. Quindi i suoi amici non ci credono, non credono alle loro orecchie, non credono ai loro occhi quando lo vedono. Lui incide 29 canzoni, andate a sentirle, non sono canzoni, sono dei lamenti, è una voce straziante, i testi parlano di demonio, di morte, e come dice Eric Clapton è il canto più lacerante che sia mai stato prodotto da una voce umana. E secondo leggenda muore a 27 anni quando il diavolo torna a chiedergli il conto. In realtà la storia andò diversamente, ma la storia vera è ancora più folle della leggenda. Robert Johnson è sul palco con Sonny Boy Williamson, che è un'altra leggenda della musica blues, e ci sono tutte le ragazze che lo guardano come se fosse un dio, peggio, come un dio che vorrebbero portarsi a letto. E fra queste ce n'è una che è più pericolosa di tutte, perché è la moglie del proprietario. E si sa, insomma, dall'America degli anni 20, soprattutto l'America razzista, quando c'era un nero che saliva su un palco, insomma, le donne bianche erano meglio se stavano fuori. E a un certo punto, seriosamente, all'improvviso arriva sul palco una bottiglia di whisky aperta. Sonny Williamson è velocissimo, la prende, la strappa dalle mani, cioè prima ancora che Robert Johnson riesca a prendere, e dice: è pericoloso bere da una bottiglia di whisky aperta. E Robert Johnson gliela prende, come andava lui, Sonny Williamson era solo l'accompagnatore, e dice: è molto più pericoloso se tu sprechi il mio whisky. Beve, il whisky è avvelenato e muore pochi giorni dopo. E viene seppellito fra l'altro in una tomba senza nome, come sempre secondo leggenda meritano tutti quelli che hanno sfidato il diavolo vendendome l'anima. Allora, alla fine, che cosa conta che voi conosciate Robert Johnson? Niente. Perché? E cosa conta se queste storie le racconto io, le racconta lui, le racconta un altro? Niente. Conta solo una cosa. 2. La forza della storia e la forza della parola. Se funziona questo, siccome la musica, come tutte le altre espressioni artistiche, solo che è più immediata, quella che ti arriva anche se lasci un finestrino aperto, oppure di una macchina ti arriva lo stereo, oppure, cioè, è quella la cosa importante. Io una volta ho ascoltato la storia e poi finisco,
di uno che immagino non conosciate, che non è un musicista, si chiama Antonio Petito. Me la raccontò Peppe Barra, che è uno dei più grandi musicisti napoletani e anche grande attore napoletano. Allora, Antonio Petito scriveva è stata la più grande maschera di Pulcinella del teatro contemporaneo, quindi non soltanto napoletano, e scriveva delle sceneggiature che erano dei piccoli capolavori, ma lui era analfabeta, non sapeva leggere, non sapeva scrivere, vedeva le storie, le dettava, le raccontava quelli che erano vicino a lui, e nei suoi testi, nelle sceneggiature, che sono tutte passate appunto alla storia, dava continuamente degli indizi di morte che poi cercava di esorcizzare con la risata, come nel teatro napoletano, forse nell'illusione di rimandare la morte oppure addirittura di annullarla. E un giorno, il 24 marzo del 1876, mentre lui sta recitando La Dama Bianca, deve avvicinarsi alla protagonista femminile e deve toglierle la maschera per far vedere anche al pubblico i lineamenti del personaggio, la famosa commedia di equivoci, eccetera. E secondo leggenda quello che vede sotto però non sono i lineamenti dell'attrice e quindi del personaggio, ma il chigno della morte, che dice: ah, hai cercato di sfuggirmi per tutto questo tempo, sono venuta a casa tua, nel tuo teatro, e lui muore di infarto in quel momento, e naturalmente lo portano subito nei camerini, ma succede una cosa pazzesca, assurda, succede che la gente non se ne va e che si sparge la voce e cominciano ad arrivare centinaia e centinaia di persone da tutta Napoli, fino a quando il manager è costretto a prendere il corpo di Antonio Petito, lo mette sul proscenio e poi dice: questa sera non è morto un attore, questa sera è morto il teatro. Ma la gente rimane lì e se ne va solo all'ora di pranzo del giorno dopo. Ora, a me queste cose, cioè questa è una storia che per me è perfettamente rock, eppure Petito non l'ha mai fatta, questa è una storia da Robert Johnson, Allora, il potere dell'arte, l'ho detto, è quello di raccontare delle storie. Io nei libri, nelle mie trasmissioni cerco di fare una sola cosa, cioè provare a continuare a parlare come forse se ne saranno accorti verso dove vado, cioè non smettere, metaforicamente, per fare in modo che la gente continui a capire che la musica, che c'è stato un tempo in cui la musica, in particolare il rock, non era solo divertimento, non era solo talent, contro i quali non ho nulla, però è un altro discorso, non era solo disimpegno, ma era anche una ragione di vita. Tu cominciavi a fare il musicista perché riuscivi a comunicare molto di più in una canzone che parlando. Lo facevi perché eri diverso dagli altri, perché avevi un malessere, perché avevi qualche cosa che profondamente ti colpiva. Oggi non è più così, però c'è stato un tempo che forse andrebbe, se non restaurato, perché nessuno di noi è nostalgico, ma almeno sottolineato nella memoria. C'è stato quel tempo lì, e allora proviamo a ricordarlo e a trasferire i ricordi a chi non c'era. Assolutamente. Io con piacere vi passerei il microfono per vostre domande, curiosità, ve lo ripeto, qualora ce ne fossero, non vedo nessuna mano. Sono entrato e mi sembrate come a messa, cioè tutti dietro, poi mi sono ricordato che poi c'è il film e quindi è giusto che sia lì. E allora, proprio perché hai citato il film, arriviamo un po' al termine di questo nostro racconto. Janis Joplin, protagonista appunto del biopic di Amy Berg, che proietteremo al termine dell'incontro, è un personaggio molto presente nella tua vita, non solo nel tuo libro, un po' come il famoso Chelsea Hotel che citavamo prima. Ci sono 6 o 7 storie in questo secondo volume, ce ne sono altrettante nel primo volume. Anche lì hai scritto il tuo primo spettacolo, è stato dedicato all'ultima notte di Janis Joplin, un volume e quant'altro. Ecco, mi piacerebbe che tu tratteggiassi in qualche modo la figura di quella che viene considerata la regina del rock o la regina bianca del blues, che in qualche modo, e questo le tue storie lo raccontano, è stata, la sua vita è stata permeata da un mix di sfortuna, di tristezza, di solitudine. Tu in qualche volta riesci anche a fare sorridere. Mi viene in mente la storia, probabilmente una delle più belle in assoluto all'interno di questo secondo volume, che è la storia di quando finalmente Janis Joplin viene riconosciuta da un giornale che vuole dedicare, Newsweek, che vuole dedicargli una copertina, finalmente è pronta, prontissima ad uscire, ma proprio per quel numero muore Eisenhower.
E allora chiaramente... Ma muore tratto dopo aver avuto 7 infarti, 2 tumori, qualsiasi altra cosa, e dici ma cazzo, ma proprio è 20 anni che sta per morire, deve morire proprio nella settimana in cui devo andare io finalmente sulla copertina di Newsweek. E guarda, anche in questo caso si rischia di dire delle cose, non dico banali, ma tutti quelli della mia generazione sanno, che amano naturalmente la musica, sanno 3 o 4 cose basilari su Janis Joplin. La prima, la sua frase più famosa: sul palco faccio l'amore con migliaia di persone, ma poi vado sempre a dormire da sola. La seconda, cantava con le viscere, secondo qualcuno cantava con l'utero. Cosa vuol dire? Che la sua voce non era educata, non aveva fatto nessun corso di canto. La terza, lei cantava la sua vita. Sono 3 cose apparentemente scontatissime, in realtà in un mondo come quello attuale non lo sono assolutamente. La differenza di Janis era che lei prendeva e ereditava il testimone da persone che erano in mondi completamente diversi dal suo: Bessie Smith, Edith Piaf, Billie Holiday, cioè tutte persone che non cantavano ma che si laceravano mentre cantavano. Tutti noi, li diciamo noi, gli artisti in genere, per quanto fingano di essere cinici, fanno il loro lavoro per una ragione sola, perché vogliono essere amati. Non ce n'è nessun altro. Sì, possono ambire all'eternità, al ricordo, vogliono essere stimati, tutte valle. Se tu parli veramente in profondità con tutti loro, ti diranno questo: noi facciamo questo lavoro perché vogliamo essere amati, perché pensiamo di non essere amati abbastanza, e quindi speriamo, attraverso le nostre canzoni o attraverso la nostra arte, che è certamente migliore di noi, di avere più facilità nell'andare incontro alle persone. Janis Joplin era così, cioè lei era considerata a casa, nel suo paese, a Port Arthur. Qualcuno è stato a Port Arthur, è il buco di culo del mondo, non ho mai visto una roba così devastante, ti metti angoscia dopo 5 minuti, nessuno ti considera, ti considerano bene che vadano, ma poco di buono. Quando decidi di iscriverti al premio per la donna più bella del campus, vinci il premio come uomo più bello del campus. Finalmente scopri in maniera del tutto casuale che tu hai un dono. Il tuo dono è quell'urlo strozzato che ti esce e si trasforma in canzone. Comunica, arriva, diventi famosa e scopri la più drammatica delle cose, che il successo non aiuta. Non aiuta niente, perché se tu cerchi di vincere la solitudine con il successo, se tu arrivi in cima alla piramide, quello è proprio il luogo dove non c'è nessuno, e tutte le persone che tu hai cercato di incontrare mentre ci arrivavi, quando già eri un po' famosa, avrai sempre il dubbio che ti sono venuti vicino perché eri un po' famosa, non perché amavano davvero, perché amavano Janis Joplin e non perché amavano Janis. E allora tutta la sua vita è stata così. Se voi ascoltate Cry Baby, se voi ascoltate Cosmic Blues, se voi ascoltate tutte le sue canzoni, vi rendete conto che il suo è un urlo disperato per essere amata e per essere accettata. A lei non gli fregava niente del successo, perché il successo tra l'altro è arrivato anche molto velocemente. Quello che lei voleva era un posto nel mondo, non nel mondo della canzone, un posto nel mondo. E le è stata data questa illusione, questo passo assolutamente effimero, che poi non l'ha portata da nessun'altra parte. E forse il verso che la rappresenta di più, tenete presente che lei, a parte pochissimi versi, non scriveva quasi niente nelle sue canzoni, quindi riusciva a prendere brani altrui e a trasformarli in propri. Se volete sentire Ball and Chain oppure Piece of My Heart, nelle versioni originali non la riconoscete, è un'altra canzone, è un altro mondo. E allora il verso secondo me che la rappresenta di più è il verso della canzone, unica canzone con la quale lei andrà al primo posto nelle classifiche dei 45 giri più venduti in America, e che uscirà purtroppo solo dopo morta, che è Me and Bobby McGee, scritta da Chris Christopherson. Pensate la stranezza, la più grande cantante del decennio che non ha mai avuto un singolo al primo posto delle classifiche. Pensate a Led Zeppelin, quella che per me è la più grande ballata rock di tutti i tempi, Starway to Heaven, mai pubblicato su 45 giri. Perché quelli erano anni in cui agli artisti interessava non il lampo, il tuono, ma di avere l'intero cielo a disposizione, quindi volevano, in qualche maniera volevano l'album, non erano interessati al brano. Insomma,
in quella canzone c'è questo verso che dice freedom is just another word for nothing left to lose. Libertà è solo un modo per dire che non hai niente da perdere. Ecco, Janis è stata libera paradossalmente fino a quando non aveva niente da perdere, cioè fino a quando non aveva niente. Era libera ma non era felice. Quando ha cominciato ad avere qualcosa o qualcosa che assomigliasse a qualcosa, cioè un po' di successo, ha smesso di essere libera e ha scoperto che in cambio non arrivava la felicità. Tutto questo si traduce in tutti i versi, in tutte le parole delle sue canzoni. Quando fai la lezione a un ragazzo che deve cantare, tu in genere gli dici che le parole non sono tutte uguali, che ci sono parole che sono ponti e parole che sono stazioni. Ci sono parole che ti conducono alla parola successiva e poi ci sono parole sulle quali ti devi fermare perché il significato è lì. Janis è una delle poche persone che ha solo stazioni nelle sue canzoni e quindi sono contento che dopo anni di oblio, perché tutti oggi ricordano delle 3J, quelle morte in quegli anni, tutte a 27 anni, tutti ricordano Jim Morrison, tutti ricordano Jimi Hendrix, ma si fatica a ricordare Janis. E quindi sono contento che questo film, almeno in minima parte, riesca a fare un po' di giustizia. Assolutamente. Allora, prima di arrivare alla conclusione, se c'è qualche domanda, ve la passo volentieri. No? Ok. E allora... C'è una mano alzata, ma non so se è per andare in bagno. C'è? Sì? C'è. Microfono. Facile però. Facilissima. Allora, volevo sapere questo. Lei ci ha raccontato tante leggende, tante storie di quando il rock era fondamentalmente un linguaggio nuovo, un po' di albori, comunque i primi decenni. Adesso che possiamo considerarlo come un linguaggio che ha raggiunto anche un'età abbastanza matura, secondo lei cosa è rimasto oggi? È ancora questa forza nell'esprimere malesseri, nell'esprimere contrasti interiori e non... È una bella domanda. In alcuni casi sì, come nel caso di Amy Winehouse. Certo, negli anni 60 e negli anni 70 e anche per una discreta parte degli 80, contrariamente a quello che si pensi, la provocazione era vera, cioè chi provocava poi pagava sulla sua pelle se le cose andavano male. Oggi la provocazione è spesso finta, è più rappresentazione, è più un grande gioco di società, non è risico e monopoli, e quindi è tutto un altro mondo. Non sono neanche più tanto sicuro, e questo è il mio grande rammarico, di cosa significhi la parola rock oggi. Cioè, il rock che ho studiato, amato e interiorizzato io aveva un valore semantico preciso, significava qualcosa. Da un punto di vista di ribellione, perché il rock è stato fondamentalmente quello, poi coniugato in modi diversi dagli anni 50 agli anni 90, dalla prima ribellione di Elvis all'ultima di Kurt Cobain con il grunge c'è un filo rosso che è proprio quello dell'essere contro, ma poi anche da un punto di vista sonoro, non c'erano scorciatoie nel rock, quello che andava in radio era fondamentalmente pop, eccetera. Oggi è tutto più confuso, si tende a spacciare per rock delle cose che non lo sono per niente, né nello spirito e nemmeno nella musica. Bisogna sempre fare attenzione a non commettere l'errore di dire che ieri tutto andava meglio, perché questo è il primo passo per invecchiare o forse per accertarci che già siamo diventati vecchi. Però ci sono due modi per affrontare il passato. In Francia dicono la mémoire tue la fantasie, il ricordo, il passato, la memoria uccide la fantasia. Ingrid Bergman diceva che il modo migliore per rimanere giovani in eterno è non avere memoria. Io sono per Woody Allen, che invece dice i ricordi sono quello che abbiamo e non quello che abbiamo perduto. Se ci fanno stare bene, se ci aiutano a vivere meglio il presente, se non si tramutano in nostalgia per una vera o presunta età dell'oro, magari alcune volte soltanto perché ci riporta quando noi eravamo adolescenti, allora il passato può essere importante. Se lo vediamo invece soltanto come un luogo dove dobbiamo andare a rifugiarci perché non siamo capaci di vivere il nostro oggi, allora non ci siamo più. Quindi oggi si fa ancora tanta buona musica, il problema è che non riusciamo più a ascoltarla.
perché si fa musica nei locali ma non esistono più i direttori artistici, non esistono più le case discografiche, non esiste più nessuno che si muove. Un tempo la televisione era il mezzo per far conoscere la tua musica, ma il fine era il disco. Oggi il fine è andare in televisione in talent. È tutto un po' confuso, però il fatto che siate così tanti qui questa sera a vedere Janis Joplin, e mi sembra di tutte le generazioni, vuol dire che insomma in qualche modo c'è speranza, per cui ce la faremo. Grazie, buona visione. Per chi volesse, al termine della visione, Massimo firma le copie dei suoi libri. Anche noi suoi. E ringrazio fortemente anche Radio Eco che ha trasmesso questo incontro live, che non si media battere. Buona visione.